Un fondo di solidarietà e aste di beneficenza per le famiglie delle vittime, più prevenzione nelle aziende per evitare infortuni e morti sul lavoro e massima collaborazione con la magistratura per fare luce sulla tragedia di Caemo, la frazione di Adria, dove 10 giorni fa 4 operai hanno perso la vita. Non tutti invece sono d'accordo sull'intensificare i controlli nelle aziende e quanto emerge dal primo vertice coordinato dal prefetto di Rovigo dopo il dramma della Coimpo, un vertice di quasi 2 ore alla presenza di sindacati, associazioni di categoria, INAIL, Spisal e ARPAV, ma anche con il sindaco di Adria e l'assessore regionale all'economia Isi Coppola. Ma qui non è soltanto una questione di controllo per vedere soltanto se le carte sono a posto, perché facendo questo non risolviamo il problema della sicurezza. La Regione è contraria ai controlli nelle aziende, è meglio stanziare fondi per la prevenzione. Se si vuole pensare di infliggere altri controlli alle imprese, io credo che sia pesante, già troppo pesante per le imprese oggi, che di controlli ne hanno uno al giorno praticamente, mentre magari poi altre che non sono magari realtà nazionali o comunque di cittadini italiani di controlli non ne hanno. Dai sindacati arriva la spinta per una maggiore formazione tra i lavoratori, serve personale preparato anche nelle aziende più piccole, quelle a conduzione familiare. Noi vogliamo concentrarci molto con i lavoratori, con le imprese, per fare progetti e percorsi di formazione e lavorare quindi in anticipo, giocare d'anticipo più che sul controllo e sui bisogni poi di intervento successivo che abbiamo visto anche in seguito a questo tragico evento. Intanto è scattata la gara di solidarietà e dalla prossima settimana si conta di avere un assegno mensile da consegnare alle famiglie delle vittime. Oltre al fondo, da riattivare al più presto, si fa appello alle banche e a tutte le associazioni private. Si muove anche il mondo del calcio grazie ad alcuni ex campioni polesani. Pensi che, non so, Carobbi, che è stato un giocatore del Milan, della Fiorentina, mi ha appena mandato un messaggio che ha le maglie di Antonioni da mettere a fare un'asta per devolvere poi come beneficenza, perciò molti si stanno attivando per cercare di dare il proprio contributo. Infine le indagini che proseguono soprattutto attraverso le perizie. Al centro della scena rimane ciò che è accaduto durante le operazioni di sversamento dell'acido nella vasca, cosa conteneva, quali sostanze, in quali percentuali e quale procedura è stata seguita. Stiamo ricostruendo, sapete che ci sono anche dei consulenti tecnici nominati dal PM, quindi questi saranno importantissimi per capire che cosa si è liberato da questa benedetta vasca, quali rifiuti venivano utilizzati. Comunque la vasca, insomma, è un po' al centro dell'attenzione per quello che è accaduto. Direi che è il tutto, è la lavorazione.